Oh, però poi lei mi ha messo in questo qua e lei mi deve tirare fuori, perché mi ha regalato i libri, mi ha insegnato a usare la lingua non solo per mettere i francobolli. È colpa sua se mi sono innamorato. La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve. Nel momento in cui avrebbe potuto fare qualunque film, con qualunque soggetto, con qualunque sceneggiatura, con qualunque ispirazione, Massimo Troisi ha voluto fare un film sulla poesia e su un poeta. Ma chissà perché. Ritengo che Massimo sia stato uno dei nostri grandi poeti contemporanei. Ha scritto piccole cose come pensieri, una pillola, una troisina che fa sempre bene al mattino, la sera. Filosofi, scienziati, professori si sono chiesti e ancora si domandano: ma che è amore? Ma dico veramente amore? Che è quando si chiama veramente amore? Che è lo sbattimento di cuore, un pensiero fisso, una risata che ti mette paura, un dolore che ti fa piacere. A volte è meglio che ci stai vicino, o a cada volta è meglio che la stai lontana. E questo è il poeta Massimo. Ma in realtà il titolo di poeta Massimo era qualcosa di molto importante nella Roma antica, era come un insieme dell'Oscar, il Nobel, un vitalizio su tutti i fronti. La poesia è stata sempre considerata qualcosa di origine divina, perché crea qualcosa che prima non c'era, e nell'antica Roma il massimo per chi si occupava di arte e lettera era diventare poeta maximus. E Ovidio, Marziale, Catullo era diventato poeta massimo e aveva come Massimo, come Roberto Murolo, una virtù semplice e complicata allo stesso tempo, come le formule più difficili per le cose più semplici. Cercano di riprodurre la formula dell'acqua in laboratorio e non ci riescono. H2O, parafacile, eppure è complicatissimo. Odi e tamo, quare id facem fortasse requiris, nescio sed fieri sensio et ex crucior. Una canzone praticamente, che più o meno in napoletano sarebbe così: se tu sapessi l'odio che io ti porto, sto cuore mica te va bene assai, ma sì, poi mi domanda chi sto fatto, come si spiego, veri non lo saccio. E maluato suono sto tormento, e la pace mia se l'ha portata ovienta. E allora ecco che la poesia riesce in qualche modo ad unire l'antica Roma, il cinema, il postino, Roberto Murolo, e anche quello che è stato un po' l'antitesi in vita dello stile, no? Maria Callas e Renata Tebaldi, Coppi e Bartali, e a Napoli c'era Roberto Murolo e Sergio Bruni. Ma gli opposti non solo si attraggono, ma a volte si completano. Lo suono e fisarmonica
fisarmonica si sente. Amore son che vas a mudare, non c'è lucia, sta amore nostro non di male. Amore io perché non so che le tanto fa sia